Beh, Antonio Fanello apparteneva a una famiglia molto in vista in San Fior. Non era una famiglia ricca, ma era una famiglia in vista perché alcuni della famiglia avevano un ruolo importante per il comune di San Fior, considerato che a quel tempo il comune di San Fior aveva 2300 abitanti circa. Avere il padre segretario comunale, una sorella maestra e un legame parentale con Isidoro Mel, magistrato e senatore del Regno d'Italia, sicuramente faceva di questa famiglia una famiglia comunque rispettata in vista. Lo stesso Antonio Fanello era cursore municipale, come si recita allora. E perché abbiamo cercato di riproporre questa memoria? Perché fino a 40-50 anni fa era una memoria ancora molto viva. Negli ultimi anni si stava un po' perdendo. Parlandone una sera con i coristi in un incontro conviviale è emersa la volontà di cercare questa storia che aveva dei connotati molto interessanti, pur nella sua tragicità. E così abbiamo cercato delle persone che avessero ancora delle memorie. E la prima persona che è stata contattata è stata la signora Maria. La Maria è del 29, quindi ha 95 anni, e facendo due calcoli, gli anziani che le hanno raccontato questa storia, il nonno e il padre, potevano essere dei testimoni diretti di quel delitto, per cui anche il racconto che le facevano era molto carico ancora di emozioni, di pathos per questo fatto. Poi abbiamo contattato Lionella, che abitava vicino al luogo dove è stato ucciso, che pur essendo più giovane, però la nonna, la mamma, la mandavano ogni anno in occasione dei morti a portare un fiore e a ripassare le scritte che c'erano su questo cippo dove era stato ucciso il Fanello. E da lì poi con un po' di fortuna, un po' di ricerca, un po' di fortuna abbiamo trovato un giornale del tempo, nel giornale di Padova, un articoletto che riprendeva la Gazzetta di Treviso dove appunto si parlava di questo ritrovamento da parte dell'Arma dei Carabinieri di questo cadavere e delle successive indagini che ci sono state. Se c'era stato l'intervento del magistrato dei Carabinieri, molto probabilmente abbiamo pensato ci sarà stato anche un processo. Con un po' di impegno, di caparbietà e non poca fortuna abbiamo ritrovato la sentenza del processo. La sentenza non ci dice molte cose, però ci dà un documento sulla realtà dei fatti, su chi è stato l'uccisore, ed era uno che apparteneva alla stessa comunità del Fanello, per cui immaginiamo nel 1873 in una piccola comunità cosa deve essere stato un fatto del genere, deve aver avuto un impatto emotivo sconvolgente, probabilmente così forte che anche chi ha tramandato la memoria è riuscito a mantenere questa emozione, questo carico per la comunità, questo impegno che una lapide ancora esistente nel cimitero di San Fior dà come compito ai sanfioresi di perpetuare la memoria di questo fatto.